È una bellissima valorizzazione nel nostro territorio veneto, mettendo insieme una serie di sinergie, soprattutto tra istituzioni, tra professori di orchestra, musica e cultura, che il Veneto ha e che vuole valorizzare. Noi abbiamo voluto in questo momento valorizzare questo festival, lo portiamo in tutte le province del Veneto ed è un'edizione, questa è la quarta, che sicuramente avrà anche un futuro prossimo con l'appoggio del nostro consigliere regionale del Veneto. Una programmazione nutrita anche quella di quest'anno, con 57 appuntamenti, quindi qualche evento più rispetto all'anno scorso, anche se devo riconoscere che una ventina, trentina di amministrazioni le abbiamo perse proprio per motivazioni di difficoltà economica, ma che sicuramente il prossimo anno saranno presenti con noi. E anche quest'anno un'offerta musicale e culturale di spessore, con i diversi generi di musica che fanno da apriporta, diciamo, di questo festival. E apriamo mercoledì con l'Orchestra di Padova da Palazzo Oliviano, Sala dei Giganti di Padova, e speriamo appunto di poter chiudere al Teatro La Fenice con un grande evento che stiamo appunto, che ancora non posso dire perché ci stiamo lavorando, ma poi nel corso dell'anno tutta una serie di appuntamenti, anche nella musica, nel versante della musica leggera, come l'omaggio a Gaber e alla canzone italiana, eccetera, eccetera. Insomma, ricordo gli appuntamenti dedicati gli 800 anni della morte di San Francesco, come che si equiparano un po' alla vecchia edizione del Giubileo che avevamo fatto l'anno scorso. Insomma, tutta una serie di eh, appuntamenti che spero possano essere da veicolo trainante per il pubblico e quindi di entusiasmo anche da parte degli amministratori che ospitano questi eventi. Non possiamo dimenticare che questo progetto esiste perché sono gli amministratori locali che vogliono questo progetto, e la nostra, diciamo, il nostro elemento vincente è quello di andare nei territori, ma in realtà poi il risultato e il merito è veramente degli amministratori locali. Senza di loro noi non potremo realizzare un progetto di questo tipo, di questa tipologia, e quindi onore al merito perché vanno ringraziati tutti coloro che in prima linea aprono i loro territori e ospitano i loro eventi, tra l'altro valorizzando le peculiarità del territorio locale, che questo non è un elemento secondo, proprio per mostrare le bellezze del territorio che noi appunto abbiamo nella nostra regione. Dimentichiamo sempre quella parte di pubblico, purtroppo devo dire la stragrande maggioranza, che non frequenta gli ambienti di cultura o in questo caso teatri, eccetera, eccetera. Proprio l'altro ieri chiedevo a dei colleghi se avevano mai visto il Teatro La Fenice. No, siamo nel 2026. Lascio a voi la deduzione o il pensiero del fatto che molta gente non sappia neanche cos'è il Teatro La Fenice. 3 edizioni, 80.000 presenze. Il sogno, l'obiettivo per questa quarta edizione? Beh, è sicuramente di coinvolgere ancor più pubblico, e comunque l'obiettivo è quello di andare avanti perché, il Big Bang è quando avremo coinvolto 560 amministrazioni comunali del Veneto.